perché comunque Herman è da ste zone qua, ste zone Riviera. Tutto il discorso, il Gozzo, il Bullo, insomma chi che ha creato sta roba, quei tutti intorno, se tutti abbiamo mai da ste zone, mi arrivo un po' da una zona che è totalmente diversa, quindi mi sento un po' un adottato e con Calibro, vai, beh. incredibile. E ora come siamo? Tutto a posto? Tutto bene, sì, finalmente. Finalmente mi ricordo anche di iscrivetevi al canale e lasciate un like a 100.000 like Calibro se farai i cavelli viola All'indrio. proprio bei cai. Bei lisci. Insomma, quasi fai una seduta terapeutica ormai, Sì, mi sì. dice, guarda, sono io fuori che stavo proprio più libero perché ho contato tutte quante le mie esperienze passate e mi direi di farlo anche a me in dialetto perché tanto Fammi in dialetto. ormai Sì, uno dai. che ascolta Calibro se lingua veneta No, no, visto. anzi, capita che se parlo in italiano me ne scrive Tutto ma bene. se parli anche in italiano, beh insomma, No, sono qualche libere. parola la so. Sì. Intanto, come sei che te nasci, come sei che te si avvicina alla musica hip hop? E ora, musica hip hop, il mio avvicinamento è stato tramite a break dance. In realtà, ancora prima di andare a ascoltare il vero underground, di inoltrarmi sua musica in sé, mi sono appassionato tramite il ballo perché vedevo sti qua, avevo 13 anni, 14, vedevo sti qua e faceva dei numeri che mi sarebbe piaciuto fare anche a me e ho attaccato a ballicchiare con qualcuno in paese da me, che avevo un amico Anthony che mi ha insegnato a fiare robette all'inizio e se provava. Ovviamente è una disciplina che richiede una manga di costanza e tutti i giorni bisogna riabbattere il ferro e mi giocavo a calcio e altre robe, facevi fatica tutti i giorni, capio starghedrio. E quindi da là, dopo un fiago a Moà, perché ovviamente mi ricordo che ho fatto dei stage scoia, che ho lavorato mesi e basta, attacca a lavorare come si dice, si muove tutto. E da là sono subentrato nella scrittura, un po' nel freestyle, in italiano ovviamente. Ok, quindi più o meno a 20 anni ti attacchi a scrivere, diciamo. Sì, diciamo che ho attaccato a scrivere i miei primi testi a 17 anni, 16, Ok. 17, perché c'è stato proprio un passaggio abbastanza concatenato dalla breakdance a... Quindi parliamo del 2007 più o meno ti attacchi a scrivere. No, aspetta, forse più no, prima. un pelo prima, 2005. 2005. Inizio a buttare giù i primi testi, ovviamente robe che ascoltavo, che vedevo solo che anche perché inizialmente robe si cambia molto in giro si può dire 20 anni. Una volta per registrare, cioè, insomma, non era come adesso una scheda audio e un microfono e un portatile e te fai un disco. Sì. Una volta, i programmi costicchiavano di più, se no te andavi in studio. E ora come registravamo? In cassetta. Non so se ti ho fatto una gattita, se Sì. mai capita. Sì. Che avevo il... Sì, un classe 87 per gli amici. Sì, 87. 87. E quindi te registravi con la cassetta, ma te devi fare tutto one take, cioè nel senso a botta unica, non te potevi stoppare. Mangia cassette o stevi? Sì, un mangiacassette da Drio che avevo l'entrata AUX, che attaccavo il CD qua a base. Ok. E avevo l'entrata per il microfono ovviamente che non vi stavo neanche a dire di che qualità. Sì, Dove vabbè. il Canta Tu penso che fosse quel primo, cioè, Che molto accanto a tutti così probabilmente. che sia giusto, Sì. cioè, nel senso. E il tuo primo lavoro però arriva parecchi anni dopo, oppure ti ha fatto un Il trascorso? primo lavoro arriva nel 2007, 2008, adesso ricordo, e era il gruppo è omonimo, cioè nel senso il disco si chiamava Eco Periferico e era anche l'omonimo del gruppo, cioè avevamo da un titolo che era anche il nome del gruppo. ok. Eco Periferico, che erano me, Gigo e Lil Trick, Victor, che erano tutti e tre tosi da Ponte San Nicolò, i pochi che al tempo faceva rap, ascoltava rap, e se siamo messi a fare questo progetto con tutti i beat di Gigo ovviamente, e quindi Gigo ha sempre fatto produzioni, ho visto anche negli anni, quindi. Gigo nasce forse prima come produttore e dopo, ma forse anche abbastanza in parallelo, io salutiamo a Gigo e che sempre butta fuori le canonate proprio.
Quindi io sì, gare punk, comunque rap punk io, però Sì, sta sì, più sì. produttore, quindi Sì, diciamo che è un rappare, è sempre stato super bravo, è una roba che non so che, perché certi produttori magari te senti chi sei più produttori che rapper, in realtà Gigo era molto equilibrato, sì. cioè era forte, sia forte come rapper che anche come produttore, soprattutto con un stile suo molto particolare, un suono Detroit, diciamo, Sì, se sì, va sì, sì, in sì, sì. America. Ma e dopo come mai il nome Calibro? Calibro se sta nato tutto dal fatto bisogna avere un nome da rapper perché come mio cognome faccio guerra e quindi con un po' dolce mamma guerra È cioè War, però era figo secondo me. War però era già non so forse non suonava bene, pare una sillaba, pare una vocale, war, cioè nel senso, sì, capito? sì, sì, sì. E ora che ho pensato con guerra, con cosa che tiro fuori, adesso arriva al calibro dei pallottole e via. Quindi Ma se sta un nome inventato da me Sì, con sì, sì, sì. consenso delle persone che avevo. Ma te sai che anche amico immagina una roba del genere, ma speravo che fosse un'altra risposta perché pensavo che fosse qualche nome che avesse dal nome perché ho fatto questo e stato. Perché ero un metalmeccanico che usavo solo il calibro per misurare. No, proprio una roba semplicissima, stupida. Dal cognome che deriva un nome da rapper. Ho capito. Ma dopo con Gigo che avevi fatto, cioè come avessi conosciuto che dopo avevi creato Lotti Invisibili, quindi. Beh, mie e Gigo se conoscevamo perché erano in due compagnie in quartiere, mi abito in quartiere San Leopoldo a Ponte San Nicolò, Sì, ok. quindi è un quartiere proprio e se trovavamo fuori in compagnia e io ero sulla compagnia dei più grandi, gli altri quei più piccoli. Infatti anche a Iori in Megadà abbastanza, come si può dire, l'input anche andare ad ascoltare hip hop, rap, perché in realtà i miei primi ascolti sono punk, rock, perché mio fratello ascoltava che roba là, Metallica, Nirvana, mi arriva un po' da quel genere. Ok. E Iori ovviamente ascoltava hip hop americano, italiano, Bassi Maestro, cioè il primo CD che ho avuto del Bassi Maestro Background, Sì, 2002 come da Iori, capito? E quindi Game Ottaka. Finché mi e Gigo coltivammo tutti questa passione, anche volevamo intraprendere qualcosa e Gemotaka appunto l'eco periferico e successivamente mi e Gigo abbiamo creato Lotte Invisibili che era tutto rap in italiano, tutti i beat del Gigo per me la sta vera gavetta anche perché Gigo posso dire essendo stanca più grande di me e comunque anche più esperto e tutto, mi dà tanti insegnamenti e sta un buon mentore, manco per me. Certo, sì. Beh, e dopo là, la scena padovana dei pop è sempre stata molto più grande e grossa di quella di Venezia. Come sei che avevi... Come era il rapporto con la scena padovana? Speravo ti arrivassi a sta domanda. Perché è brutta? No, non è brutta, è il fattore che mi e Gigo arrivavamo da periferia, da fuori, quindi no che eravamo in cueo però, perché comunque stavamo veramente a Caia al centro, però la maggior parte di tutta la scena padovana arrivava tutti dal centro o comunque molto limitrofi. Già li visti come i campagnoli praticamente? Beh, un pochino, forse anche nel modo di pensare, nel modo dell'attitudine che te avevi, ho sempre sentito molte differenze. Dopo ovviamente gli altri non, cioè così erimo, così era, non era facile, non è stato facile integrarsi e dopo ti dirò la verità, non si siamo mai integrati del tutto a parer mio nell'ambiente padovano. Abbiamo trovato molta più affinità, mi parlo per me ma penso anche per Gigo, con Vicenza. Ah, ok. Quando era girando ho conosciuto DJMS, Muva, Nitro al tempo perché cantavo insieme a Muva e Zettone e a livello personale stavamo molto meglio. E non dico che la musica passi in secondo piano, però se sa bene, ma manco me, penso tanti altri parlando in giro, da essere in primis che stai bene di persona, che a livello personale te ridi, che è un rapporto schietto, un rapporto genuino. Quando mi dico ad andare davanti a uno e capisco che sta persona non mi capisse, come succedeva a Padova, ma senza nulla togliere, ma perché era proprio divergenza, cioè corde diverse, cioè attitudini un po' diverse sua vita in generale. Con Vicenza gli altri ci siamo trovati molto bene, nel senso che forse mi ha sempre non so,
forse si era anche più giovani magari, quindi anche più aperti in un certo punto di No, vista. ma in realtà a Padova forse era anche un po' leggermente più giovane. Cioè, questa era la massima attachenza comunque, ho visto che hai fatto anche parecchi featuring all'epoca. Sì, 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 in cui no, aspetta, Bombercito 74, cioè Mare sei un Gli fiaccurato. aveva un'età molto mista, era un'età ok. comunque dai 90 in giù. Dagli Sì. anni, dai 90 Sì, a 89, in giù, 88, e 87. magari che aveva sì un punto di vista anche a livello di pop diverso magari. Sì, forse il loro era già più da, come si può dire, un hip hop forse diverso, molto cioè nel più senso americano forse. Sì, forse un po' più, cioè, i game ho sempre rispettai Iori come anche altri che erano nella stessa scena, però ho sempre sentito una differenza Di stile magari. di stile, anche in modo un po' di pensare, di rapportarsi. Sì. Ma senza, cioè, non che se mai sta ovviamente nessun screzio. Vabbè, cioè, logicamente se no Però è giusto così, cioè, siamo diversi, si cresce su ambienti diversi Sì. e invece a Vicenza se rivedevamo di più forse perché le persone con cui si rapportavamo là arrivava dai stessi nostri contesti. Ok. Infatti anche con Muva avevi fatto altri pezzi dopo. Cioè, beh, con Muva Sì, non posso dire niente, ma che vabbè, no, non posso Sì, spoilerare. sì. Comunque con Muva, Mierma, che abbiamo collaborato in tutti i dischi. Sì, abbiamo insomma in infatti. tutti i dischi che abbiamo fatto. Sì. E Posso dire che secondo me sono anche le canzoni più belle, cioè, non so, guarda che The Fresh, beh anche il video del Figato Mare, sì. mi sbrega massa, che fa, cioè, ma lo bevo da 5 minuti. E le sta idea da Eo che il video là. Dopo volevo rivagare anche tra l'altro, perché sì, che avevi fatto un video che magari uno ascoltando la musica non arriva a quei concetti là. Sì. Come sta a pensare che a volte sta a pensare come se Figato Mare fosse una sorta di religione. ok. E infatti ne altri erano tipo 3 santoni o comunque 3 tipo testimoni di Geova sì. che giravamo poi a casa a divulgare la parola del Figato Mare. Se te noti che avevamo anche la Bibbia con scritto Figato Mare. Sì. Sta una grande idea di Muva quella e soprattutto stacca, cioè se sta bravo perché se sta ricreare, cioè ne appare Figato Mare, fare una religione, capito? Sì, che magari uno ascoltare una canzone non riesce a immaginarsi un video del genere. No, te aspettaresti gente che si insulta oppure robe brutte che te capita, te dici Figato Mare. Sì, esatto. Sta a girare molto bene. Esatto, comunque facendo un passo indietro, dopo avevi creato Medicina Grezza, Culotti Invisibili. Come Il primo disco sta Medicina Grezza, è stato un bel parto che il disco perché gli era tutto scritto da Nialtri, prodotto da Gigo, registrato da Nialtri e mixato da Gigo. Quindi non ti dico che parto che se sta. Comunque è stato un prodotto valido. Sì. Per me sta forse uno dei meglio dischi che abbiamo mai fatto, perché è super genuino. È nostro, cioè le sta comunque prodotto in casa dalla A alla Z e grafiche mega fattuntoso comunque che stava in zona. Sì. E questo sta il primo disco e abbiamo suonato anche abbastanza con quel disco là, abbiamo portato in giro parecchio, sì. E dopo abbiamo fatto Il Fuoco Sacro. Sì. In mezzo però tra Il Fuoco Sacro e Medicina Grezza che è Battiti, che è sempre un disco solista, sì. e qua parliamo sempre di tutto rap in italiano. Battiti che era un disco da solista, dopo abbiamo fatto Il Fuoco Sacro. E c'era qualche pezzo in dialetto là, mi sembra tipo Fuoco Sacro sì, Matto e anche un altro, sì, Matto e con Cosa Erma. che te vuoi. Bravo, anche a me piace la canzone Cosa che te vuoi. Sì. Con Matto è stata una delle prime collaborazioni con Erma. Abbiamo fatto Gessemo sul disco suo De Niente. Sì. E Matto è sta. Come mai avevi può fare sto switch in dialetto che volta là? Proprio per il motivo che te parlavo prima, del fatto che comunque la nostra attitudine era quella, non dico campagnola perché non sai che arriviamo da reale campagna aperta, però l'attitudine era quella semplice, gresa, comunque e ha voglia di parlare come a gente che te vedi tutti i giorni, cioè che parla in dialetto come ti, era tanta, e finché a una certa mi hanno detto fanculo, lo femo anche in dialetto, perché volevamo fare, cioè perché è una roba che sentivimo. Dopo adesso conteremo un po' tutto, però l'idea era proprio
per parlare con la gente tua, per avere, e è quello che abbiamo sempre apprezzato tanto da Herman, visto da fuori, vedevamo che era più hip hop di tanti altri, perché io parlava qua lingua che parlava la gente intorno. Era più real, diciamo. Ma sì ragazzi, perché a fine quello, cioè noi altri purtroppo siamo stati tanto soggiogati da sto rap americano, che bisognava emulare un po' le attitudini, i modi, la comunicazione. Ma sentite che parli a gente fra bro, perché sono nel project, nel mio quartiere, ma nel mio quartiere a me gang, ti una compagnia, ti trovi in bar, queose, è la verità di qua. Là in America è vero, è così, cioè e spara e qua, là si spara davvero, ma per fortuna non succede qua, cioè non è una roba da invidiare in realtà, secondo me. Quindi se vuoi è sempre sta roba di emulazione. Clementino che ha detto una roba bella una volta, che ha detto che l'hip hop che ha da trovare la sua identità a ogni posto, cioè l'hip hop è un metodo per comunicare alle persone, ma ti non te da parlare come chi parla in India, là in India farà il suo rap, gli avrà un modo di comunicare che sarà sicuramente diverso dal nostro, e noi altri non possiamo essere uguali agli americani, perché siamo due società che non c'entra un cazzo una con l'altra, certo, e quindi sarebbe impossibile. Quindi avere un fiasto lampo, sta lampadina che si è acceso, dire ma perché non fa una roba che non viviamo, che non è nostra, so perché mare ne piace, però si va a un certo punto che avevi detto boh, abbiamo più voglia di parlare come, e anche magari te è meglio scrivere, perché se scrivi una roba che ti senti, ma te da farla comunque in chiave americana, perché sì, te vuoi somigliare una tua reale, insomma. La snaturi, che ti capisco, esatto. Cioè, non sarà più come che te haga pensare, come che te haga vissuta, esatto. Ma dopo anche quando che facevi i live, i serate eccetera, quando proponevi i pezzi in dialetto, vedevi chi c'era più appressai o come se che te allora l'effetto era questo, il sorriso che si creava nei musi duri che beccavi su tante jam che facevi in giro, perché purtroppo il pubblico hip hop è sempre stato muso duro e baretta fracai così. Sì, cioè sta roba del fare brutto anche tra il pubblico delle volte, quello che a differenza lo vedo nel pubblico reggae che e te vedi nel pubblico reggae che se sa diverso l'attitudine, se più di festa, se più di sorrisi, se più di gente ciappa bene. Quella dell'hip hop è una festa, però tante volte tanta gente che veramente pareva o ti te versevi, era da sotto chi guardava come per dire sito bravo o no, cioè che per carità ti mettevi alla prova sui primi palchi, però veramente per avere i giudici dei Factor sotto, cioè non si viveva come una festa delle volte, ma come una disciplina. Forse una volta che diceva anche Herman, gli stessi che ascoltava, gli stessi che faceva. Sì, e quindi, il pubblico gli era fatto dei colleghi, sempre sta. Sì, e quindi tante volte dice, cioè, sì, mi stavo sotto, però che davo potenza io, cioè, nel senso, e mi cava spazio amiche, già non fiassa geologia. Esatto, che gli era anche la guerra per le briciole, quelle sì, per le aperture. Esatto. Che dopo un po' iniziava un po' a stancarmi anche sta roba, perché appunto trovavi serate dove era tutte complimenti fatti per un secondo fine, perché dopo ti eri a livelli tutti del cazzo, sì, i primi anni, ma tutti cercava spazio, che era tanti gente che cercava di arraffare uno spazio in più, e ora veniva là e faceva i complimenti per avere qualcosa in giro, cioè diventava veramente, poteva avere a che fare con i venditori di Tecnocasa, zio tre. Sì, cioè delle volte ti dicevi boh, ma mi vuoi stare tranquillo, cioè non ho voglia di gente che voglio anche a parlare in dialetto una serata hip hop, parlare con questo e con quello, contare che cazzo che ho fatto sta settimana, perché ti trovavi anche amici, e sta roba non poteva capitare sempre, perché pareva sempre che tutti avesse un personaggio addosso, che avesse di mantenere una sorta di maschera. Sì. Non l'ho vissuta sempre bene, ecco, nell'ambiente rap, io ti dico la verità, non mi sono mai sentito parte così tanto. A me piace l'hip hop, ascolto, mi piace il serato hip hop, però è proprio la gente che delle volte non creava, a manco per il mio, il sentore mio, dopo magari se devo dire cazzate. Sì, c'era sempre una sorta di gara, anche magari te buttavi fuori il video chi che faceva più visite. Sì, dopo attaccava i numeri, capivo. Che dopo mi sono reso conto, ma
che era quasi un rompere i coglioni alla gente perché ti ascoltasse tante sì. volte. E mi sono reso conto anche che ho rotto a buttare fuori video di Iron, dei Monti, dei Bonso, che esplodeva dei video. Io voi che facciamo lotta per 4 visite del cazzo, rompo i coglioni. Queste sei magari visite che dici, boh, a gente appressa e io faccio girare. Invece là si parlava dei numeri, immaginare cosa, centenari di visualizzazioni, sì, gente che ti scriveva, mi aggiungi un like qua, mi fai là. No, cioè, io ti dico, il mio cambio di mood, cioè, dove ho capito, dove Gavemo, capio mie gigo, ma parlo soprattutto per me perché giustamente non parlo anche per gli altri, e che ieri fatti un po' per altro, che ero fatto un po' per altro, se sta Kogemo Sonà al portico. Al portico ogni altri magazzamà perché gli aveva domandato prima un altro gruppo di Padova, chi aveva detto di no, forse perché gli ha un po' liquidai, un po' perché gli ha un po', sì, un po' screditato, sì. Cioè, sai tutti. Mi aveva domandato il Bura tramite contatti, il Bura mi ha detto raga, a fare sta serata, e mi ha detto ma sì cazzo andiamo, che ambiente nuovo, forse, no? sì, alla fine siamo Palmisi, è nato tutto da là, sì. addirittura sì. Il fatto di inoltrarmi sul rap in Veneto mi sento un po' un adottato, perché in realtà sta roba è una roba che tenevo a dire, mi sento un po' un adottato da sto ambiente, perché comunque Herman è da ste zone qua, ste zone Riviera, tutto il discorso, il Gozzo, il Bullo, insomma chi che ha creato sta roba, quei tutti intorno, se tutti abbiamo mai da queste zone, mi arrivo un po' da una zona che è totalmente diversa, quindi mi sento un po' un adottato e cioè, ringrazio anche a Erma per tante robe, perché comunque arrivo proprio da un altro paese, da un'altra, capio, che non pare, però si sa che qua in Veneto, soprattutto come tanti paesi italiani, da città a città, cioè robe cambia. Sì, i limiti, dai, da Padova a Venezia, forse te si sembra più rispecchiare sul padovano, magari. Ma sento che in realtà veramente mi penso di sentirmi del più vicentino veneziano. Sì, ti sai che prima che Padova non so, sì. Mi piace Padova, ma non mi sento così tanto padovano, non mi rivedo nella città, nel modo senza nulla togliere. Cioè, sì. Quindi da là si attacca tutto dal portico per conto mio, perché abbiamo conosciuto da là in poi, che serata è stata la prima serata in cui ho parlato con Gozzo, per esempio, che ho conosciuto, dopo da là in poi Herman, Zach, un pochino l'avevamo conosciuto, però ti attaccavi inoltrarti su sto ambiente qua, che era per me un ambiente bellissimo, perché arrivavamo da un ambiente dove erano tutti musoni e serate, tutto il discorso che abbiamo fatto prima, a un ambiente sereno, easy, anche vario di generi, quindi ti avevi modo di ascoltare anche altre robe, di confrontarti con altri artisti e musicisti. Sì, là di pop che già veramente poco effettivamente al portico, che serate là, c'era rap, ma dei rap che aveva veramente poco. Sì, vabbè, dopo si faceva R come rap, era anche un modo per stare tutti insieme, per dargli modo di suonare un po' a tutti, era una bellissima roba in realtà. Sì. E da là dopo da là si sta il chilometro 01, dove si attacca a conoscere ancora di più, che attacca a conoscersi di più, cioè sono tra più in sta mentalità qua, dove a serata, dove a musica dovevi vivere prima come festa, prima come modo per stare insieme, e dopo come fai robe fatte bene, cioè un confronto, cioè, però mi volevo andare fuori a star bene, cioè, quindi mi sono rivisto di più. E il dietto Veneto si arriva di conseguenza nel rap comunque. Quindi dopo conoscenza con Medrano che avevi attaccato il fuoco sacro, giusto? Ti ha fatto... Il fuoco sacro era il Gigo, e ora cosa è successo? Gigo è diventato papà e mega detto Cali, guarda tutto il bene, ma insomma adesso che avrà un po' di impegno da star drio per un fiato di tempo. E anche il primo, sai che per c'è un altro lavoro praticamente. E mi ho detto vabbè, ora mi quasi faccio un EP mezzo in dialetto, mezzo in italiano, un po' in stile Clementino, no? Fai robe miste sulle strofe. E sto EP volevo chiamarlo Fritto Mistico. E un giorno Herman mi fa ascolta, guarda, mi gonfia dei pezzi in saccoccia, ti te ne gonfia, se te vuoi collaboriamo uno su un altro
e femo un disco. Io ovviamente che ascoltavo Herman da quando avevo 14 anni, ho avuto un'erezione in quel momento. Che sboro proprio nel vero senso della parola. Sì. Sul divano, capito? No, a parte gli scherzi, per me sta ovviamente una... Fuoco Sacro è uscito nel 2014 15 Fito Mistico è uscito 3 anni dopo, mi sembra, nel 2018. Ah, ok, sì, 4 anni dopo. 3. Quindi sì, 3 anni dopo. Ok. Sì, e con il Fuoco Sacro io e Gigo abbiamo suonato poco e per me è dispiaciuto perché quel disco là secondo me forse a livello dei concetti, a livello dei testi era medicina grezza, però il Fuoco Sacro, se qualcuno può andarsi a ascoltare, non so neanche dove che sia, bisogna no, su YouTube Gesè della roba. E però tutto il disco, essendo un po' che parlavo anche con Gigo che si poteva caricarlo su Spotify, perché due dischi secondo me che merita, soprattutto il Fuoco Sacro, era un concept disc quello, si parlava di argomenti, testi molto strutturali, cioè mi pare il mio, sono contentissimo di che lavoro sì, è un lavoro in italiano con due tracce in dialetto, comunque valido sicuramente. Quindi dopo hai fatto sto disco con Herman. Sì, Fritto Mistico è stato un po' il disco pilota. Sì. Disco pilota dove abbiamo provato anche giustamente il discorsi che facevamo prima a livello anche personale per vedere se te trovi, perché come dicevamo se ti può essere anche al basta rhyme, però verso mio se non si capimo, se te mi stai sul caso, se te di modi de merda fai una canzone dopo te saluto, capito? Sì, perché non te puoi fare un anno de date con una persona che ti sta sui coglioni, sì, sono cose chimica, ecco. Perché Erma vabbè, se conoscevamo già un pochettino, se avevo aperto date sue prima che mi domandasse sta roba e un pochino te capissi, perché dopo insomma sì. Il vero riconosce il vero, i dice. Esatto. E un fiato te capissi, sta una conoscenza il primo anno, un disco pilota e senda bene, se siamo divertiti, il disco gira che abbiamo fatto o 3 canzoni che comunque gli era rimaste e quello che avevamo registrato tutto da DJ MS che aveva un studietto a Vicenza. Pensati. Sì, il primo che abbiamo registrato tutto là. E l'Ase sta anche un po' un parallelo che a poco prima che Herman mi domandasse questo disco io ero entrato in Gold Leaves Academy, che è l'etichetta appunto indipendente che è tenuta su da DJMS. Intanto come singolo artista, dopo che ho detto mi ha domandato Herman fammi un disco, vai butta dentro anche io in etichetta, e da là che mi attaccato con Iori e siamo davanti così. Ho capito. Poi ti ha fatto un pezzo che adesso c'era una domanda che però mi tocca un attimo riformulare perché te me che messo già risposto. Ti ha fatto una canzone tanto se penso a me preferita da quando che uscia, che era Ascoltami qua. Bellissima perché ha in dialetto magari una metrica, un modo di cantare che è anche musicalmente spaziale. Ascoltami qua, è stata la mia prima reale canzone in dialetto da solo che ho fatto. Infatti quella che aveva da essere un singolo del mio EP Fritto Mistico che dopo è diventato un disco con Herman e era venuto fuori al video anche. Esatto, e là una sdruma. E là mi ricordo che anche là ho detto sento che gara io. Perché questa Big Mike, no? Adesso che Ficciarelli dice, e che ha messo un post, perché a quell'epoca là che c'era proprio sta lotta di Venezia-Padova, che Padova c'è sempre sta molto più avanti a livello hip hop, e ha detto, guarda, insulta tanto Venezia, dopo sti padovani per fare il video a Venezia. Mi ricordo là. Come manca questa scelta qua di fare il video a Venezia, non a Padova, per esempio? Ma perché a me non, mi piace Venezia, ma quello che ti ho detto prima, Padova è una bellissima città, però Venezia è Venezia e per quanto uno vuoi portare in alto il suo compagnia, se te sei realista, Venezia non è al mondo. E se sta una sdruma incredibile che il video bellissimo, anche riprese che dopo te passi da mura, cambia scena, è girata da Bano. Tanta roba, complimenti, veramente. Abbiamo fatto tutto in un giorno e mezzo, ovvero siamo partiti a mattina, siamo andati a Venezia, al pomeriggio, verso il tardo pomeriggio siamo andati a Jesolo e abbiamo girato la sera, che sei riprese qui anche davanti, che sono davanti a le sculture di sabbia. Sì. E siamo andati a casa il giorno dopo a mattina, ho fatto delle riprese nel mio quartiere su una piazzetta con Samana Annatosa che faceva breakdance.
e sta una sdruma ieri, sta da. Beh, però la merità. Sì, che il pezzo là ho creato una metrica sui ritornei usando solo A, cioè le parole tronche che non ti eri buon usare nell'italiano, capivo? Ah, non sta roba non avevo fatto senti caso. come che fa, cioè usavo sta roba, cioè ho sfruttato proprio il dialetto, il bello del dialetto del fare rap che hai parole tronche, cioè in italiano per usare parole tronche o te usi, cioè tocca usare tutte parole con l'accento sull'ultima lettera, sull'ultima Sì, vocale, sì, capito? è vero, Invece è vero. poche, una volta ti dici so però, cioè capito? In realtà in dialetto te ne mie, tacca, cioè ogni parola che venisse con atto se a, cioè per dirti te è molta più scelta e se molto, cioè a livello come si può dire musicale se 3 volte meglio. Ho capito. E dopo come sta a differenza di quando te iniziato praticamente a suonare come Drano a prima? Che differenza che sta? Anche a livello del pubblico, di tutto il resto, insomma. Tutto un altro mondo. Tipo? Tutto un altro mondo che il pubblico si è cambiato totalmente. E gli ambienti cambiati totalmente. E più grossi differenze, tipo? Più grosse differenze secondo me era più genuino l'ambiente. A parte che era fatto, vabbè, il pubblico, comunque chi collaborava con te era fatto di un genere variegato. Sì. Avevi il musicista, adesso cioè, il pubblico mio d'Erma è un pubblico che può ascoltare rap come quello che ascolta tutto. Sì. Dall'impiegato al muraro cioè è un pubblico molto vario e come parlavamo prima il pubblico dell'ambiente rap da dove arrivavo mia era fatto dei colleghi. Sì, quindi passi dalla nicchia hip hop alla nicchia veneta, se può dire. Sì, la gente che ascolta il veneto e come lingua, no? Come dialetto, attenzione. Come lingua, occhio che Erma viene qua e mi dà un pugno. Esatto. E infatti Ticket e Tacket la canzone. Bellissima, vera, sì. Mi qua ho scritto femo col dialetto, siamo buoni sì, farlo. sì, non fa. Femo col Veneto. Sì. È vero, bisogna parlare, cioè dire robe come che sta. Certo. Sì, devo dire dell'ambiente l'ambiente mi gasava un sacco proprio perché trovavo gente come me. Certo. Mi stavo bene e quindi mi sentivo anche molto più libero nel palco di fare qualsiasi roba. Quello che nell'ambiente rap pareva che te avessi sempre a mantenere sta identità da rapper, capito? Mm-hmm. Qua sì, te sei un rapper ma solo pa parlare a gente come te. Cioè non si parlava di hip hop sul palco, certo. Si parlava della cultura, sì, ti fai qualche accenno magari, però quello che parlavamo era gli argomenti che te vivevi e la gente sotto ti ascoltava perché era quello che si rivedeva anche ieri. Certo, sì, ma anche a livello che prima appunto che c'era ti chiamava direttamente te magari a fare la serata, adesso che avevi tipo il booking, che avevi altre etichette, roba, come sei che si muove sta roba qua, a differenza? Inizialmente mi ovviamente mi ero come un apprendista che veniva assunto in un'azienda, sì. E mi messo a affidare completamente a Erma. Comunque Erma arrivava da anni ok. le date, le live. Infatti il primo anno io che aveva già tutte le date pronte veniva a contattare io. Infatti il primo anno è stato un po' un anno di passaggio, di transizione, ovvero tanti sulle locandine scriveva Erma Medrano, punto. E capisco giustamente, certo, Erma che suonava solo una vita. E a me andava bene anche così, perché comunque mi ritengo una persona molto umile, cioè mi non avevo il mio nome che per forza che avesse da comparire, mi tenevo già fortunato aver fatto un disco con io, avere la possibilità di fare tanti palchi, perché ragazzi che mi suonava veramente con Erma i primi 2 anni, 18 e 19 con Fito Mistico e con Simisi, che avremmo fatto una 60ina di date, anche di più in totale, certo. Anche una 70ina, quindi facendo tanti palchi così te migliori tanto, anche il fatto della comunicazione tra una canzone e un'altra, che sta roba tra i rapper non tutti se buoni, tanti fa live dritti, dice come state, via prossimo pezzo, cioè, sì. Con Erma ho avuto la possibilità di imparare a tenere anche un po' di più il palco, a parlare con la gente, a toccare i punti giusti durante la serata, capito?
qua mi collego a un'altra domanda che involontariamente si tacca, è il fatto che quando che suoniamo anche insieme avevamo una roba, anzi penso di averla partorita mio o mi avevi seguito o forse vi si resi conto in voi altri che avevamo poco tempo e quindi che poco tempo là dovevamo spalmare più canzoni possibili, sì, perché devi far ascoltare più roba possibile e quindi non che già era monologhi roba, non notare che nella vostra anche la vostra serata che avevi fatto qualche giorno fa, ma in realtà si è passato parecchi mesi da quando butterò fuori questo video, che avevi comunque mantenuto sta roba qua, certi pezzi che avevi fatto magari solo strofa, ritornello, monologo, cioè comunque facevi i pezzi corti, se più che altro per un discorso dell'attenzione della gente che avevi paura che si perda o per un discorso proprio fermo più roba possibile? No, proprio per a parte che il live rap in genere ci sta che non fai tutta la canzone, infatti arrivavamo dall'inizio che all'inizio i primi live era tutta la canzone stop, te parli, tutta la canzone stop, te parli. Questo come Medrano ti dici? Sì, ok. E in realtà col tempo, insomma, anche guardando i live rap e tutto, cioè però ti serve un bravo DJ Drio, adesso che sì. che te puoi allacciare un pezzo in un altro, cioè il Beuse la scelta arriva proprio per anche tenere sull'adrenalina, tra virgolette, creare neanche adrenalina, avere più dinamicità durante l'esibizione, perché se no è tutto boom, 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 ok, boom. Cioè avere un blocco, adesso in altri ragioniamo a blocchi, fermo magari le prime 4 canzoni, una attacca un'altra, una strofa, 2 strofe a canzone, quello che sia, magari se fermiamo prima del ritorneo dei canzoni Erma fa solo una strofa, su altre fa solo una strofa, non per fargliene di più, ma per avere più dinamicità nel live. Perché dopo fargliene di più è anche un'arma a doppio taglio, perché te ricordarti molta più roba. Te dico non è facile, in dote caffè, ma non so se da solo però sotto cosa una serratezza così tra una canzone e un'altra. Medrano, avendo praticamente un catalogo musicale enorme, magari tanti vieni a ascoltare Medrano perché si aspetta che ha canzone là che magari non ha neanche di nicchia, però se è una canzone cavolo ne so, tipo Aiea di Cataranois che ha fatto in featuring, per me è una delle canzoni, non dico principali di Medrano, però più famose, e magari va a mangiarsi sto anno che abbiamo rimessa e magari appunto viene perché canzone là un peccato che non veniva fatta, ad esempio che hai fatto benissimo, che hai fatto quel mashup tra i sta che ha fatto ancora 20 anni fa e lista nuova, lista parte 2 che è sul disco nuovo, e che hai fatto appunto strofa e ritornello, dopo hai attaccato strofa, sì. Che sta, infatti là che sarebbe stata anche la strofa di Erma in sta parte 2, però la scelta era proprio di fare una strofa di sta e una di sta parte 2, come se diventasse una canzone unica. Si riusciva a fare robe in uno, quindi anche magari il pubblico la apprezzasse. Beh certo, anche perché se sente parlare da straffia adesso dopo mi rapporte e mi dico Ponte, Volta, Bassaneo, a Guissa, cioè quindi ok. Ti chiedo qualche curiosità su qualche canzone, non è facile perché alla fine sei canzone che Erma contesa tutto, però che c'è qualche curiosità che magari qualche fan può dare a chiedersi, ma tipo all'inizio del disco Mamma quanto cresi, come un uovo te parti da subito, questi qua hanno fatto conservatorio, hanno studiato, che avevi mai avuto sta critica anche dal pubblico o da altri musicisti, come questi qua, sai che suonare uno strumento, dove vai? Diciamo che se critiche che abbiamo avuto, ma non direttamente noi, se critiche che faceva chi che suona un strumento, chi che suona altri generi e canta al rap. A chi che fa rap, a chi che ascolta rap, perché dicono che se strumenti e basi se campionare, è la classica critica, tipo la stessa roba per me è un campanilismo, cioè capito? Come mi posso criticare chi che fa cover, cioè ti sembra bravissimo suonare, però tutta la vita a fare cover a musica di altri senza mettere in moto un fiato di creatività, mia trovo una roba. E il bello del rap è che a cover non esiste, o meglio poi Torre a base è famosa a fare una canzone però scritta da te. Diciamo che ha delle critiche in generale, però mia Herman direttamente e critiche che ho ricevuto
E il primo anno, critiche, qualche commento su qualche mio vecchio video che ho visto assastare Herman, cioè come per dire che era dei fan sfegatai da Erma che dicevano ma ti cosa affetto con Erma, cosa ha avuto. Dopo che capito che ero uno come io, cioè nel senso che no, io ero uno simile, cioè capito. Che dopo a me me ne zavava no, che venisse comunque. Però comunque te facevi certo. magazine insomma di sta roba qua. Perché il primo anno giustamente la gente era un po'... sì, è stato come il passaggio, mi dice anche a Gosso dei Cattaranoi, si Rumatera. Abbiamo un po' avuto, siamo un po' sulla falsariga. Esatto, sì. E da qua a metà con l'altra domanda, che su Fiesta, ad esempio, se una roba bella che anche amico nota, che tanta gente ti dà consigli, ti dice come fare questo, come fare stato, ma non fa un cazzo. No. Questo se ne racconti qualcosa in più su sta roba questo qua? Se è proprio una roba che si portavano io da anni, che a fine concerto ovviamente ne altri mi piace stare qua gente, che mol merce, stiamo là a caffè, modo ciacco e bevevo una birra che per me fa parte, cioè è una roba che anche amico ho bisogno, cioè è una roba bellissima. E tanti ovviamente gli ha sempre l'idea della canzone, ma anche a me amici o colleghi che ho avuto mi se viene in mente una canzone. Però certi ti viene fuori con delle puttanate che ti dice, cioè, e non sai cosa dire, che ti dici beh guarda dai che provo a vedere un attimo. Stiamo in parole, le faremo sapere, le faremo sapere, ma perché dopo ti dico certe robe mi parlo, cioè mi tanta roba mi confrontavo più grande di me di 11 anni e quindi è uno anche molto spigliato a livello di cassate tipo me, cioè nel senso, però io ho 11 anni più di me, quindi tante robe mi fin da boccia. Adesso posso dirti una curiosità su Mudande in Man, potresti avere una curiosità. E il ritorneo mi cantava me fradeo mico ero boccia, sentivo che diceva babba valula Mudande in Man, tutti nudi, capito? Diceva follia. Perché pareva che fosse una roba di qualche ultras che cantava sta canzone su a curva e mi mese sempre sta in testa finché ho trovato il momento giusto e che a casa, cioè mi da me fradeo sì, ho preso tanta roba, tante cassate, tante robe che mi contava e che ho tramutato in musica con serie come rime. Ma io lo sa. Sì, lo sa. È che pago le birre, poi compro mie birre che poi. E te vendi sui testi, te vendi tuo fradeo. Ho percentuale da dare ogni mese. No, dai, a parte scherzi, sì, da io sì ho cappato tanti spunti, tante robe. Dopo metti anche da qualcuno che aveva un'idea mezza giusta. No, ma a parte idee, ma anche a livello proprio personale, tipo che ne so, che ti dà dei consigli sulla roba che magari uno non ha mai fatto niente, no? E se ti dai consigli a te, sì. Ma ti effetto sta roba qua. Cioè, perché siccome il rap è un genere intraprendente che tutti volendo puoi mettersi a scriverlo, però da farlo mai, cioè da farlo bene a farlo mai è un attimo, cioè nel senso, quindi tanti pensano di avere l'idea giusta, tanti pensano di sapere come disarma i live, cioè anche a imbiancare un muro se fassi a vedere. Tanti potrebbero dire ma ho l'idea, se mi rullo così te fai prima, dopo te fai una merda perché non te sai. Quindi sì, da fuori, sai com'è, vedere i calciatori che giocano da fuori, tutti si possono dire poteva passare a quello, poteva passare a st'altro, e sì, da fuori. Sì, ti si là in divano a birra in mano, sì, giustamente. Quindi se vive un po' sta roba in sto modo qua, capito? Sì, perché anche a me tante volte mi critiche robe che faccio, ma ti cosa che ho fatto? Cioè, ti sento buono. Che skills ghetto, tipo. Oppure, e ora come potrei farlo? Che sa, quindi vabbè, insomma. No, ma dico, mi è ne a me testa dopo te dice, ne a me testa. Mi, ovviamente, di musica non che ne so niente. Però. A posto, te si sa risposta. No, vabbè, dai, con questo ovviamente si accetta sempre il consiglio, però si certi arriva tanto convinti, pare che abbia l'idea che svolterà. Esatto, però dopo sono un fiaffatica a realizzare, insomma. Sì. Un'altra curiosità che mi viene da ridere fatta questa domanda qua, è incredibile che ho fatto proprio caso, che ho fatto proprio il conto, in ogni disco tuo che c'è una canzone che parlava di figo e tette, ma proprio come proprio titolo o il culo, incredibile. Posso mostrarlo ai telespettatori? Incredibile, abbiamo detto tanto non avanti. so se si vede, comunque Pazzesco.
Diciamo che allora mi penso che ognuno abbia i suoi. E sai che qui più che penso ti piace di più è qui che ha fatto forse più successo, tipo anche a Tettes è una delle più Tettes sta incredibile. Sì, un po' quando abbiamo scritto sapevamo che forse poteva piacere, però non pensavamo così. Sì, anche perché te sappi, vabbè che magari il vostro genere è un FIA unisex, potremmo ciapparlo, però dei unisexivi ancora di più, perché le femmine non so se magari ascolta. Infatti che la percentuale di ascolti femminili che sia il 15%, che tra l'altro tanto secondo me che no ma aspetta, che il 15% è morose. Ok, da quei che mi ascolta. Giustamente, sì, diciamo che ognuno tipo i sei Priscille, i sta roba della ganza, del fumare sempre, e gli altri poi è figa. no, sento più che altro cosa sul bevere, se mi incorti che sono i canzoni che sono accenno. E però dopo anche sulle tette ovviamente, però essendo veneti che sta comunque alla fine, perché ora anche in Matera parla solo di quello, però proprio un sì, se vero cazzo il bevo adesso che te mi fa venire in mente. Erma Gannotà, che sul nostro ultimo disco che ha fatto un ascolto dettagliato, che ha detto su tutte le canzoni parliamo de bevere, cioè che sia un accenno a qualcosa sul bere, e se è vero. Però si dischi di Erma magari parlano di tetta di figa meno, secondo me, proprio come titolo addirittura. Invece del bevere sì, perché sai, tipo Cabernet Boys ovviamente, e adesso mi sfugge qualche titolo, però effettivamente sì, sul bere sì, che è parecchia roba. Però appunto io me ne rendo conto che su MS Troffe ho messo anche su Daghe Oio, che è una parte dove dico, ho messo reso conto adesso zappare una strofa in mezzo è la roba più difficile, bisogna farla dall'inizio. Comunque faccio una citazione anche a Sudare Oio, sue tette. Sì. E dopo anche sul bevere hai fatto che bellissimo video là che si vestì da preti e da. Una scusa per bevere. È bellissima, tra l'altro anche là, vabbè, insomma, un po' provocatoria. Esatto. Come bisogna con il rap, perché sennò. Vabbè. Quindi da come coego, ma il tuo avete successo che ti ha avuto anche dopo, insomma, a tua gavetta e tutto il resto, ti ha portato ad avere più figa? Adesso dove ti arrivavi a sta domanda? Allora, negli anni qualcosina è saltato fuori anche grazie alla musica, però non ti dico che insomma mica ho visto l'intervista del Gozzo. No, come il Gozzo. Ma secondo non penso al manco. Però di sta cosa, io avendo sempre suonato tanto, avendo sempre avuto, e comunque anche esteticamente anche i take back, mi diceva cazzo suoniamo insieme, ciao, tutta la figa, ora aspetta magari già un bel vedere, però magari uno che sei più normale, tutto rispetto, insomma, uno che sei più normale magari te sei ben visto come cazzo normale, se l'artista, no, magari riesce a tirare più figa, no? Sì, qualcosa, sì. No, questo è vero, cioè succede. Però secondo me ma proprio per il fattore palco. Sì, però magari c'è che roba che anche a dire mi voglio in palestra, mi faccio un bel fisico a figa, invece in realtà ti fa magari i complimenti sui massi, capito? Sì, tante volte. Quindi anche a quello. Mi ho visto anche una roba, non so, adesso sono ancora presto, però sta roba qua l'artista, ti sei sul palco, a figa magari viene direttamente da te, oppure ti dà modo di conoscere la figa, una volta che finisse un FIA sta roba, non ti è più chiamarci là, quindi sei più anticapato tipo ad approcciare, non so se ti dà diciamo che il palco sì te dà modo, perché appunto te attira, cioè comunque te crei già una sorta di più che altro a livello psicologico, ma dopo che sei tose che casca su sta roba e tose che dice vabbè sei sul palco bravo, te stimo, te sia magari anche bello, però non sai che tirate fuori le tette, cioè cosa vuol dire, come me se vedo una tosa che canta vabbè figa, brava, tutto, però non sai che cosa provare, che capio certe casca un po' più su sta roba del palco che fa proprio effetto. Mi bevo mai stago sul palco come stago per terra so dal palco, quindi in realtà non è che assumo un personaggio sopra il palco, che la tua domanda penso si riferisse proprio a quello, che quando vado su dal palco mi trovo in difficoltà perché non so più calibro, ma so Massimo, in realtà Massimo e calibro è la stessa persona, come te dico te seudo dal palco, te seudo anche a so, cioè certo non mi cambia. Dopo ti dirò la verità, mi è morose che ho avuto non si mai arrivai tramite la musica, è sempre sta qualche
Ok. semi-avventura. Ok. Hai detto qualche errore, pentimento nella tua carriera che magari dici, potevo far così, potevo far diversamente, potevo, non so, che te si pentio qualche scelta? Mamma mia, che domanda atroce. Allora, a livello musicale ho fatto quello che volevo. Si capita magari una volta non so, una proposta che ti hai detto vuoi rifiutare oppure... Sì, era un mezzo rimorso, ma in realtà ero abbastanza convinto, però mi sono sempre domandato come poteva andare a finire. Mi sono contattata da una persona un giorno da Instagram, che inizialmente pensavo fosse un fake, di X Factor. E in realtà dopo mi ha dato i credenziali, ho visto che era proprio uno che faceva scouting in giro e ricercava artisti particolari. Mi ha detto, guarda, io sono in giro, cerco artisti particolari. Infatti quando gli ho detto due robe, mi fa sì, so già che canti con Erma e così e colà. E alla fine mi aveva chiesto di lasciare un provino per riuscire a fare perlomeno una selezione, cioè andare alle selezioni. Lui mi ha detto, guarda, che già facendo un video delle selezioni è una roba che potrebbe già aiutarti tanto. In realtà inizialmente ho detto, vabbè dai, provo, fammi vedere. Un giorno dopo ho pensato, ho detto... Scusami, ma quanti anni fa sta roba qua? Recente, insomma? Sì, 3 anni fa. Ok. E niente, che ho scritto, guarda, non sento una roba mia. Ok. Sento una roba distante da me, andare a fare, poi era anche abbastanza un casino perché devi iscriverti in Sky, mandare le provini, robe, cioè dopo non sapevo neanche amico se mandarle, perché comunque praticamente il 90% del materiale che cosa insieme a Herman, quindi è anche in Veneto che magari se ne roba un fià più di nicchia anche là. Sì, dopo gli avevo detto che fassi in Veneto, so, però guarda che potrebbe essere una roba carina. Dopo mi ha detto, non ti dico che te entri nel programma, però che riesci a fare delle selezioni, cioè che prendi il tuo provino e ti fa fare una selezione, comunque il video viene fuori sui canali. Però dopo alla fine non mi sono sentito una roba mia e... Ho capito. Basta. Però a parte quello no, perché ormai i passaggi nella musica che ho fatto sono stati giusti così. L'ho attaccata in italiano, dopo una certa mi sto maturando, capendo, maturando ti capissi meglio cosa che te vuoi. Certo. Grossi rimorsi no, nel senso errori che dico potevo fare totalmente diverso, no. Ho capito, ok. Se te faccio una domanda che pensi, perché se non te la pensavo poi te ne faccio un'altra. Qualche esperienza divertente che ti sia capitata, qualche live o qualche situazione sempre musicale, non so se te che se non te faccio qui dopo, non te che pensi. Intanto fammi pensare, perché ne è appunto. Progetti futuri, adesso cosa fai? Conta che te venirà fuori a dicembre, mi sa qua. Sarà a dicembre adesso, almeno. Progetti futuri... Guarda, adesso ne parlo piano perché in questo momento ne stiamo un attimo sondando il terreno. Però può essere che il prossimo disco non saremo solo mia e Herman. Basta. Lo casa detto 2 settimane scorse. Ma ha detto tutto? No, ha detto so che sarà un terzo. E non so chi cos'è. Ma mi posso indovinare? O non so. Ma non te dico di sì. Vediamo. Dimmi due nomi che secondo te potrebbe essere. No, mi dico solo uno che spero che sia io, perché questa massa mi se vostre canzoni se muova. Ti guardava la tua espressione. Non lo so. Lo sa solo Erma. Lo sa solo che io. Vabbè. St'altra che tu pensare intanto. St'altra che ho pensato. Dopo ti puoi tagliare in caso. O a semondare così. Oddio, come che te vuoi. Perché il problema è questo. Il problema è che mi ricordo che alla fine qua metteremo. De situazioni che ne è tantissime, ma è come quando ti conta una manga de barzellette, non te ne ricordi neanche una. Se 5 anni, no, è figa, se 7 anni che suoniamo in giro. No, è il bello di andare in giro a suonare, a parte suonare, cioè fare la propria musica, gente che viene a ascoltare quello che hai fatto te, è molto bello, ma tutto l'iter è una roba, è una figata, ma come per me
come fare che a classica serata dove te si tranquillo, dove che te rilassi quasi, perché se bello partire, arrivare sul posto, te bevi a biretta, te fai il check, dopo te mangi, tanto te conosci la gente là del posto, chi che organizza, perché solitamente giremo soprattutto tra festival, sagre, robe così. Dopo te suoni e dopo che sei a parte che sei il terzo tempo come fai i rugbisti, cioè che sei qui ad stare là al merce, fare docciacco e cookies e menu e te bevi una biretta insieme, cioè ne ha totalità di tutto e il suonare se bello, però anche al resto, cioè perché alla fine ti suoni un'ora e mezza, ma te stai via quante ore? 5-6 ore, ora che te torni a casa, certo, e se bello tutto, a me mi piace, cioè non mi mai pesare una mezza roba di tutto questo, cioè è proprio soddisfacente, sì. te vai a casa contento perché te hai conosciuto comunque anche le nuove persone, te hai visto le facce. Dopo vabbè la roba nostra di live che ovviamente non facendo 5.000 persone, ma te ne fai, puoi farne 200, 150, 300, sì comunque sul centinaio, te vedi a faccia delle persone. Sì. E quello è bello perché vedi tutte le reazioni in ogni rima che fai, in ogni canzone, e è bello comunque vedere la gente col sorriso, la gente che canticchia contenta, magari un brano, un qualcosa, è una bella soddisfazione. Certo, sì, immagino, sì. Insomma, te mi dicevi qualche invece situazione particolare che ti sei capitata, insomma, nei live, o insomma. E ora particolare, anche un fia imbarazzante, o meglio neanche imbarazzante, un po' triste. Siamo andati a suonare una volta, non mi ricordo il posto, il paese, ma era una sagra di Acquaia. E una certa che nessuno mi aveva detto niente, o meglio mi aveva accennato che era un vecchio che aveva da parlare, fare un discorso, era uno della confraternita di Acquaia, adesso non so cosa che fosse questa Acquaia, che addirittura aveva una confraternita. E una certa niente botta che mo suonare, non si era presentato nessuno prima, arriva sto vecchio e praticamente dopo 20 minuti che avevamo attaccato, che sai era anche una situazione particolare, qua pista da baio davanti dove ti fai fatica a portare avanti la gente, perché se crea certe situazioni la gente sta tutta intorno e noi vuoi venire davanti perché è come se si sentisse protagonisti di qualcosa, cioè sì, che c'è una paura delle volte andare sotto al palco, sono bisogna piegorale del tipo te ciami 1, 2, 3 dopo esatto, e pian pianeo esattamente, non è sempre facile. E una volta che eri staboni creare un po' di situazione, arriva sto vecchio che aveva da parlare e fare sto discorso riguardo Acquaia. Siamo fermati in mezzo al concerto e la gente era poi a farlo prima o dopo, no? Non si capivo perché si sta organizzando così, ma è stata una roba un po' strana, anche un po' imbarazzante, ma anche la gente era ciappà in un certo mood e te che metti un vecchio con tarte della roba di Acquaia. Ed è stata una situazione un po' fastidiosa anche da un lato, ma anche abbastanza particolare perché non mi era mai capitata, cioè una roba in mezzo al live arriva questo. Dopo sicuramente tante robe sono successe, robe anche più particolari, cose come quando te conta tante barzellette e non te ne ricordi neanche una, perché ovviamente in 7 anni di date con Erma e altri 3 con Gigo, 3-4 anche, ti fa fatica a ricordarti. Sicuramente quando ho finito l'intervista mi viene in mente tutte. Sicuramente farò metterò un audio che te conti che a volta che comunque dicevo che sta bello perché siamo passati a suonare il portico per una passasutta, adesso comunque che avevi fatto insomma una giusta gavetta, ecco. Sì, è soddisfacente, come dicevo prima, nella totalità proprio di tutto, anche perché ti capita il bello che sì, magari te sono in zona Padova, in zona Venezia, allora magari sei in situazioni un po' più simili alle tue, però dopo ti tacchi nel suonare, magari non so, te vai a Pordenone, siamo andati magari anche verso Belluno, su Paimonti, cioè certi posti veramente, se bello, ti trovi anche persone che magari che hanno anche un altro modo, tra virgolette, adesso di vivere, del tuo, cioè altre abitudini. Se bello. Sì, ma dai fuori da Veneto a suonare. Pordenone, Gorizia. E vostro già detto, già la capio come sì. Allora, perché il Friuli, Venezia Giulia, la vostra lingua, scusa. Sì, la nostra lingua. Io riga l'udinese, cioè il friulano che io parla solo praticamente a Udine,
perché dopo Pordenone, Gorizia, Trieste, vabbè Trieste la sa perdere, si cava fuori da tutto, no? È quasi di un'altra nazione. Però Pordenone e Gorizia parla bene o male il dialetto nostro, dopo ha un'altra cantilena, ha dei termini diversi, però se comunque Veneto, io Riociama, adesso non mi viene in mente il nome. Come dire un vicentino veronese con un veneziano, te capisci? Sì, ovvio, ma sicuramente. Sì. E quindi siamo sta buoni arrivare là, fuori dal Veneto, sì, solo quello, perché non è facile portare il Veneto fuori dal Veneto. Perché che motacà massa tardi, o meglio, che vuoi tempo. E qua sorgerà la spontanea domanda: ma come mai il napoletano arriva a Sanremo? Perché tutti mi fa sta domanda e ho spiegato anche su dei video, su qualche storia una volta, perché appunto tanti domandava perché sei partiti da tanto tempo fa, soprattutto col rap. Il rap napoletano arriva parte dagli anni 90, fine 80, primi 90, con La Famiglia. Devo ascoltare, è un gran disco, il 41esimo parallelo. Il rap napoletano mi piace tantissimo e forse è uno dei stili che preferisco in Italia, però io sono partito tanto tempo fa. È ovvio che adesso ha Joliet che a Sanremo si arriva secondo, e vuoi tempo e vuoi soprattutto gente, e ne altri a fare rap in Veneto, in lingua veneta saremo in 4-5. A Napoli l'85-90% di chi che fa rap fa in lingua napoletana, anche i ventenni. I ventenni qua in Veneto non parla neanche più veneto, quindi che sei dei bei scaini molto alti da fare per arrivare a far sì che il Veneto vada fuori dal Veneto. Forse più tempo che passa più difficile diventa, appunto per questo, perché appunto i tosi giovani fa fatica, vedono che mi parlare dialetto e quindi come ti fa? Se non io parlo iori, chissà se manco di una volta, perché fino manco fioi, è tutto più una difficoltà, insomma. Non è facile. Poi come diceva Calgosso, che noi altri siamo manco bravi a vendere robe, confronto a magari altri paesi, anche insomma da campagna in giù, ma anche in America diceva io te vendo roba come se fosse una figata, ma in realtà è molto meglio male delle altre parti, che però noi siamo buoni a venderti, a capire. Esatto, no è vero, sto discorso che ho guardato l'intervista diceva proprio che l'americano non ha niente, ma te lo vende come fosse oro, e gli altri fanno il contrario. Esatto. Là sei proprio attitudini, modi di essere, forse siamo massa umili, soprattutto qua in Veneto, cioè comunque siamo umili. Sì. Cioè sì, perché anche adesso in Rumatera comunque spinge forte, e potrebbe vendersi anche a iori, cioè se fosse un americano se sarebbe già venduto come fosse. Sì, sicuramente sì. Però forse è anche un po' l'umiltà nostra, le origini che ci portano sempre a quello di stare sotto, masenare, fare il nostro, far parlare a musica e via. Però dopo penso che tutto arriva pian pianeo. Dopo dipende sempre dalle aspettative con cui era partito uno. E dice di puntare in alto, tutti guarda sempre una meta, un obiettivo, e dopo il viaggio chi sei che guarda. Esatto, se hai un duo. È vero. Da quando sono partito con Erma non avevo nessun obiettivo se non quello di fare quello che mi piaceva e star bene, e ho visto che gli obiettivi si arrivai man mano che te facevi. Non sei avere un'impresa, fare musica, per quanti tanti vuoi dirti perché te hai idee in testa, sapere dove te vuoi arrivare, ma sei diverso, cioè, ma manco mia musica l'ho sempre vissuta come proprio anche uno staccare, mica molto sul palco, ti stacchi proprio a testa da tutti i pensieri, i tuoi problemi e cagate che te puoi masenare, cioè, e anche adesso che devo fare questa intervista con te, se mi devo parlare, se mi devo condividere, cioè, quello per me è la musica, gli obiettivi riva senza manco quasi mettersi davanti. Dopo certo, ovvio, te ga dire faccio un disco, no, dire vedremo se lo faccio, cioè quello sì, mai. Sì. Erma siamo molto prolifici su questo, mi piace buttare fuori roba nuova. Abbiamo qualche che mi critica, vi dice buttare fuori massa roba, però infatti si sta produttivi, cioè quasi massa più di un disco all'anno quasi. Sì, uno all'anno. O mio, Erma insieme, un progetto arriva sempre. Perché ha fatto tipo promemoria 2 anni fa, l'anno scorso, e che avevi fatto anche qui insieme, tra l'altro. Abbiamo fatto un pezzo insieme, Only Pan, e sto anno abbiamo fatto da Geroio.
Sì, beh, da Oio, il singolo è una petardata poi acá. Dai Oio, Che sboromi, sì, sì. la potenza. Viene fuori un bel disco, siamo molto contenti. Sì, ma appunto che hai fatto il disco Herman da solo, però che hai fatto anche il vostro insieme, cioè hai fatto un botto di roba. Infatti sì. che da là che ho scoperto il disco, guardo Spotify così a capo, sono ferma e cade, ho avuto un altro disco d'Herman, ho detto ancora un altro. E ora ho perso la serata con tutta su quello e vado cazzo, incredibile. Tra l'altro con 3 canzoni, sì, proprio... boh. Tra l'altro è un disco prodotto da un fia da me, un fia da Herman, un fia da qualche produttore esterno, quindi... Ti invece a livello di produzioni hai sempre fatto Gigo a fine? Sì, io sono, cioè almeno con Gigo si arriva fino a Mamma Quanto Gresi che appunto che cioè, mi ha sempre da molti beat, molta roba, mi so che il suo rappando sul suo tipo di beat, quindi sono sempre sta molto a mio agio. Mi sono messo a produrre da 1 anno e mezzo a sta parte, ma qualcosina, in maniera molto leggera. Ho imparato a campionare perché è stata una roba sempre che ho tenuto là, perché mi mancava anche un po' dei mezzi e tutto, capire manco le prime robe, come campionare, come... Sì. La scrittura forse c'era più una roba... c'è più un foglio appena te canti, te provi, più immediata, una roba che facevo da sempre, avevo più anche il controllo, cioè so come farla. Produrre è un'arte a sé, una disciplina a sé, ma mica producchia qualcosa per il nuovo disco, delle basi molto semplici che dopo, a differenza che ha fatta Jack the Smoker, cosa da mixarle, perché mixare, cioè produrre forse puoi anche riuscirci, ma la differenza fa nel mixaggio della batteria, dei vari campioni e tutto, che è molto difficile da fare e ti serve anche dei plugin, delle strumentazioni adatte, insomma, molta conoscenza. Esatto. Boh, sono di altro, visto che si fa da domande anche una risposta, non so ti altre domande da autofarte a questo punto. Quanti che avevi detto, aspetta. No, domande che mi faccio se quale sarà il futuro del rap in Veneto? Questa è una domanda che mi faccio. Non è una bella domanda, però penso. O della musica in Veneto, perché come dicevo prima, il Veneto si sta perdendo. Sì, praticamente. Chi che mi dice, perché gli altri insomma gira bene, però è anche vero che non abbiamo concorrenti né altri. Sì. Perché farlo così in sta maniera o pochi se buoni o non voi. Perché rapper bravi che ne tanti in Veneto, ragazzi, ti potrei farvi una sfilza dei nomi. Qualcuno potrebbe anche rappare in Veneto, ma secondo me c'è ancora quello scalino che il Veneto gabbia da far ridere. Ne parlavo con un collega, amico, ieri sera, di sta roba, che se bisogna provare a fare che scalino su. Il gozzo, se devo farlo, un po'. Dire un attimo anche mediare, cioè anche raccontare di storie, di qualcosa. Ho in mente un monologo che aveva fatto su Instagram, video dove raccontava del suo paese, cioè Penotti. È bellissimo, mamma mia. E ha parlato in Veneto, quindi il Veneto puoi anche fare emozionare. Però mi contava forse in fuori onda che fa una fatica, cioè riuscire a fare il Veneto, raccontarlo seriamente, è una fatica enorme. Perché è anche colpa nostra. No, non dico che è colpa della gente, è anche colpa nostra che abbiamo sempre un po' usa il Veneto per parlare sempre de fa festa e bevemo e siamo qua e boari, basteme, robe, quindi un pochino siamo un po' schiavi del nostro prodotto. Però sarebbe bello che la gente capisse che in Veneto mi posso contarti anche una storia d'amore senza che vada a farti ridere, vada a dirti l'oseo e a tega e il cueo e questo, cioè sarebbe bello arrivare a quello, anche perché comunque è anche vero che pittura fresca, cioè faceva delle canzoni anche d'amore, cioè dico ti ascoltavi pittura fresca con qualcuno ridevi, ma con altri dicevi che figa sta roba, cioè, e quindi il prossimo Skyin speraria che il Veneto, anche dovuto a mia Erma e chi se sontarà in sto genere qua, che potesse essere un buon modo per anche andare oltre a questo confine del ridemo perché ti ho fatto in Veneto. Dice che Erma è una vita che canta così, fare che scani là non lo sappi neanche più seriamente. È quello, diventi un po' schiavo del tuo personaggio.
Però dipende. C'è anche un fia a schiavitù che non cammini i prodotti che faccio, che avendo prodotto un certo tipo di personaggi, tutto quanto quello che passa a pare qua, pare come per dire, capito, non posso, se sono schiavo dei miei prodotti, certo. quindi anche a Erma e anche a te penso che ormai, e anche cantando in Veneto, deve essere comunque un procedimento un fia lento secondo me, per far rendere conto alla gente che può dare anche altro. Sì, ecco. dopo mi penso che tutti sia schiavi un fia del proprio prodotto. Sì. Chi più, chi meno. Cioè, ovviamente anche un Caparezza, se un giorno dice vuoi fare una canzone di merda fatta a cazzo, sì. la gente, il suo pubblico che è abituata a canzoni sempre con super concetti e guide parole, robe, incastri, cioè canzone, se K volesse fare una canzone del fa cazzo, una fiora di merda. ed è l'opposto nostro. Sì, cioè, sì, nel sì, senso, sì, dovessimo fare una canzone proprio impronta seria, senza nessuna ironia dietro. Tipo Veneto se sull'ultimo disco forse è una canzone che non ha nessun tipo di ironia, ma è abbastanza schietta, vera, parliamo del fattore della mania del lavoro in Veneto, il problema del lavoro in Veneto, che pare che se te lavori 7 ore, 8 al giorno ti si un pe andrò. Però non mettermi in forma ironica, mettermi in forma seria, e secondo me non sta neanche tanto apprezzato dal pubblico perché è massa pesante forse. sai che in realtà invece forse sarà come che introducemo durante i live, ma quando te parli in live non è che dispiace, e dopo... forse perché introduci che fai un intro che comunque dice ok, è interessante, provo ad ascoltarla, però è pesante da ascoltare anche musicalmente secondo me rispetto magari ad altre che sono più immediate, sì, certo, che sono più musicali, più immediate, tipo anche dare io proprio a traccia principale, perché c'è una ripetizione nel ritornello, è il richiamo. Invece Veneto è praticamente è un ritorneo che è come fosse una strofa, non ha ripetizione, sì, in ripetizione se Veneto chi Veneto fa a fine della quartina, ma dopo la quartina dopo, cioè è la prima quartina, seconda quartina del ritorneo, è diverse, non è ripetute, quindi poca, e qua forse subentra anche la capacità dell'attenzione che ormai generemo come un barbastreio, zio. Esatto, sì, sicuramente. Buon dai, che siamo? Non so mai buono da dirla. Che siamo, se no che siamo, seguiamo il semo che me ha messo il freno. E era più o meno così. No, sua me strofa. No, ritorneo dicevo. Semo, se che non è che siamo, se no che siamo. Che sei un semo da sé, che sei che siamo, seguiamo. Sì. Bisogna spiegarlo. C'è un sciogli lingua incredibile. Buon ragazzi, mi raccomando il like che calibro che ha bisogno di un filo dei cavè, del gel. Il gel lo trovo mi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Beh.